Manifestazione stamani in prefettura ad Agrigento in occasione della giornata mondiale dello Shoah. Il prefetto Maria Rita Cocciufa ha consegnato 2 medaglie d'onore conferite dal Presidente della Repubblica Mattarella su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri a 2 cittadini della nostra provincia originari di Aragona, deportati in 2 lager nazisti. Si tratta di Giuseppe D'Alessi del 1923, catturato dai tedeschi in Dalmazia, il secondo Vincenzo Lamendolo del 1912, catturato dai tedeschi alla frontiera greco-albanese e deportato in un campo di prigionia in Germania. Hanno ritirato le medaglie il nipote Giuseppe D'Alessi e la nipote Patrizia Lamendolo. All'evento erano presenti le autorità civili e militari, il sindaco di Aragona, quello di Agrigento. L'accompagnamento musicale e le letture sono state eseguiti dagli alunni della scuola Pirandello, diretta da Rosellina Greco. Lo ripeto spesso, non è solo un dovere. Io credo che sia un impegno, un obbligo morale, ma anche un obbligo diciamo dettato dalla storia. Quella degli ebrei è una vicenda purtroppo emblematica che richiama tante altre fasi della storia terribili, ma forse mai come quella. Quella è stato qualcosa che ancora oggi ci deve fare indignare, ma ci deve fare anche leggere in maniera critica quello che è stato quel periodo così buio per l'Italia e per l'Europa intera. Ecco, noi ai nostri ragazzi, soprattutto ai ragazzi delle scuole, stamattina qui c'è questo gruppo di ragazzini che insomma ringrazio anzi con l'occasione anche la dirigente scolastica che suoneranno e leggeranno anche dei brani brevi e con qualche riflessione su Primo Levi e Liliana Segre. E a questi ragazzini simbolicamente voglio proprio dire questo. Cercate di studiare, di leggere, di capire, di conoscere bene anche questa fase della storia, perché solo così vi potete fare una coscienza critica e attivare gli anticorpi, io le chiamo così, attivare gli anticorpi perché certe cose non succedono veramente più. Oggi si sono scelti 2 aragonesi che sono morti durante la guerra. Ecco, il fatto che ancora ci sia questa attenzione, questo punto anche nei confronti degli eredi, perché ovviamente non ce ne sono più di queste persone, sono già decedute, sta a testimoniare che la Repubblica, e questi sono riconoscimenti conferiti direttamente dal Presidente della Repubblica, continua a ricordare e non dimentica tanti suoi figli che in questo caso non hanno sacrificato la vita, ma hanno vissuto questa esperienza drammatica dei campi di concentramento con grande dignità e soprattutto rimanendo esseri umani. E oggi è una giornata importante non solo per i 2 aragonesi che oggi riceveranno la medaglia, i parenti che chiaramente hanno avuto la disgrazia di essere stati deportati e quindi di subire tutte le sevizie, tutte le torture che diciamo allora la dittatura imponeva. Ma comunque, come dice il senatore Segre, sono delle giornate che bisogna continuare a ricordare per fare capire ai nostri giovani quello che è il valore della libertà, quello che è il valore della Repubblica. Stiamo vivendo oggi con la guerra in Ucraina e quello che stanno vivendo gli ucraini e tutti quelli che vengono chiaramente catturati e quindi diventano comunque dei carcerati di guerra che subiscono le stesse sevizie. Quindi è importante, e ringrazio la Prefettura per questa iniziativa, ed è importante continuare a ricordare in queste giornate quello che hanno passato i nostri avi e che ci hanno dato oggi la possibilità di poter vivere in una Repubblica democratica e civile come quella che stiamo vivendo. Fa piacere questo ricordo, questa medaglia? Sì. Tra l'altro io con mio nonno ero molto legato, sempre mi parlava di queste cose. Oggi veramente sono orgogliosa di lui, veramente. Una bella giornata. Basta, sì. Una giornata che fa pensare molto, suscitano diversi pensieri negativi, emozioni negative, angoscia, tristezza, ma al contempo un momento di commozione perché
ci rende orgogliosi del contributo dei nostri posteri, in particolare di mio nonno, e ci fa sperare in un futuro migliore. La scuola ha il compito fondamentale di mantenere viva la memoria attraverso la conoscenza dei fatti, attraverso lo studio della storia, perché senza conoscenza non c'è memoria e bisogna far comprendere alle nuove generazioni le atrocità del passato, l'orrore dell'Olocausto per impedirne qualsiasi ritorno.